Prosegue senza sosta l'attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta per il contrasto al lavoro sommerso e la verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nei primi 2 mesi dell'anno le Fiamme Gialle Nissene hanno intensificato i controlli mirati nel settore della ristorazione e dell'edilizia, portando alla luce numerose violazioni. Il monitoraggio ha riguardato 4 attività ristorative del capoluogo, 3 della provincia di Nissena, dove sono state riscontrate irregolarità relative a 35 lavoratori dipendendo in nero irregolari. Molti di questi identificati operavano in assenza delle garanzie previste dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Tra le violazioni più gravi la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza, assenza di figure di responsabilità, mancata formazione del personale sui rischi professionali. Oltre alle carenze sulla sicurezza, per molte posizioni è emersa la mancata comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego. Per l'impiego di lavoratori irregolarmente assunti, i datori di lavoro rischiano sanzioni che vanno da un minimo di 1.950 euro fino a un massimo di 46.800 per ogni dipendente irregolare. Per 3 delle 6 imprese dove è stato accertato l'impiego in nero, oltre il 10% del personale presente, è scattata anche la segnalazione all'Ispettorato del Lavoro per l'adozione della sospensione dell'attività. I controlli hanno inoltre svelato l'utilizzo in contanti per il pagamento degli stipendi, violando l'obbligo di tracciabilità, l'omessa consegna dei prospetti paga. Tali violazioni comportano sanzioni amministrative che possono superare anche 10.000 euro. L'operazione si inserisce nella più ampia strategia del Corpo, volta a tutelare i lavoratori e gli imprenditori onesti. Il lavoro irregolare non solo priva i cittadini delle tutele assistenziali come la malattia, le ferie e i contributi, ma altera la corretta concorrenza sul mercato, favorendo chi opera nella illegalità. Contrastare il lavoro nero significa eliminare forme di concorrenza sleale che danneggiano le imprese oneste. Inoltre il recupero dei contributi evasi garantisce la sostenibilità dei servizi pubblici e del sistema previdenziale.